leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming, such a winter's day. Sì, eccolo qua. Insomma, oggi dove ci troviamo oggi? Allora, oggi siamo a Passorolle, alla Valgarolle, e andiamo fino ai laghetti del Colbricon. I laghetti di Colbricon. Sì. E poi? E poi vediamo se riusciamo ad arrivare fino a Cavallata, ma vediamo che c'è neve qua. Sì, un po' di neve c'è, ma vediamo, dai. Ok. Come si dice, pronti mezzo, via? Via, dai. California dreaming, California dreaming. La da 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 da, la da da, la da da da, la da da da. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. Quindi noi andiamo a destra qui, giusto? Esatto. Questo è il primo ponticello. Eh sì, infatti non so se si vede, grandine, perché stanotte ha piovuto, invece la pioggia si è trasformata in grandine. E poi si sente il ruscello, come va, che è una meraviglia, guarda che spettacolo. Questa sembra una via romana, sembra molto carina. Allora siamo arrivati ai laghi. Eh sì, siamo arrivati ai laghetti. Guarda che Sembra. meraviglia. Che paesaggio, ragazzi miei, uno spettacolo. Pendi. Sì. Senti che aria frizzante anche. E beh, grandinato. Sì. Qui siamo al rifugio Laghi Colbricon. È veramente bello, c'è una cosa spaventosa quanto bella che è. Hanno messo anche un divieto di pesca.
Allora qui che zona siamo? Allora, questi sono i laghetti del Polbricone. Sì. E qui c'era un insediamento mesolitico, cioè circa 11.500 anni fa. Però Tra i due laghetti, in mezzo ai due laghetti, ma dai, 1950 metri. Sì, con l'area del 10.000 anni fa. 11.500. 11.500 anni fa. Sì. Però Avevano fatto un insediamento, una casa, insomma. sì, per sì, popolare. certo. Qui sotto ci sono torbe Eh, e quindi avevano scavato, il terreno evidentemente era morbido, sì, erano riusciti. Guarda che cavilli che va. bello veramente. Panoramico. Questo è il lago piccolo, giusto? Sì, questo qua è il più piccolo dei Questo è il più piccolo dei laghi. E l'insediamento dovrebbe essere lì in mezzo Sì. tra. Eh sì. Cima Cavallazza, ci dà 1 ora e 10. 1 ora e 10. Sarebbe questa. Questa qui. Eh sì, favolosa. E adesso sono cose reali questi qua. Germani reali. Germani sono. reali. Due maschi sono. Sì. Sembrano. Fammi vedere. No, maschio e una femmina. Sì? Sì. Che Lei belli è che grigia, sono, lui è eh? colorato. California dreaming. La da 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 da. La da da. La da da da. La da 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 da. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. If I did. Non è la gran soluzione, nulla. Sì. Vola via. Comunque ragazzi miei, il panorama sembra bello. Allora come ti sembra per il momento? Molto bello, Carino, vero? estremamente panoramico. Guarda, tira perché per arrivare su dopo faccio una ripresa fatta meglio. Cioè tirava talmente tanto che non ce l'ho fatta a fare anche la ripresa. Ma veramente merita comunque come posto, eh. No, no, è proprio bello. Cioè, C'è un beh. sole che spacca le pietre. Sì. Allora siamo scesi dalla cima. Che cima era? Questa è Cavallazza. La cima Cavallazza. Abbiamo registrato poco sopra perché c'era un freddo, siamo andati via veloci. C'è grandine anche. C'è in grandine, siamo partiti di corsa. E si staranno volando Sì. bene, quindi speriamo di non prendere pioggia nella discesa. Non so se si vede, ma comunque è meglio che ci avviamo verso all'Amazon, si dice. La maison. Alla maison. Ok, pronti in mezzo, via. Madonna, però. La signora della bella Cocco. Ma guarda che bello che è però qui, eh. Comunque ragazzi, c'è, guarda che panorama. Guardami, sto facendo un timelapse. Cammina, vieni giù. Con 4 racchette. Sì, dai. Ok, siamo arrivati giù. Ecco, ci siamo arrivati di nuovo ai laghetti, adesso passiamo per il rifugio e poi torniamo verso la macchina. E ci aggiorniamo Giù, magari a giù. Mangarolle. E ormai siamo quasi arrivati giù. Siamo sull'isolotto, Sì, ci sono 2 ponti, vedi lì si divide
Sì. si ricongiunge. Ecco, avete visto con noi i laghetti del Col Bricon e poi Cima a Cavallazza. E adesso siamo rientrati appena in tempo per non prendere la pioggia. Alla prossima, ciao!